Prima la pandemia, ora le sanzioni applicate alla Russia mettono in seria difficoltà i 140 posti di lavoro a Superjet. Non c'è pace per Superjet, è un'azienda d'eccellenza che produce aerei da 100 posti, SS J100, che è controllata dalla Russia e quindi giustamente le sanzioni colpiscono anche Superjet, ma non possono colpire i lavoratori. Ci sono 140 posti di lavoro a rischio, 140 famiglie che rischiano di stare senza stipendio, senza lavoro. Già lo scorso anno l'onorevole Pellicani si era battuto perché la compagnia ottenesse il rinnovo delle certificazioni EASA, indispensabili per la prosecuzione delle attività, e sono state sospese col conseguente blocco di qualsiasi attività aziendale. Ecco perché ha presentato un'interrogazione. Ho presentato un'interrogazione al Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo che si interessi del caso ma che intervenga al più presto. Attualmente credo che ci siano risorse per pagare gli stipendi dei prossimi 2 mesi al massimo, dopodiché dobbiamo capire come intervenire. Il governo deve assolutamente intervenire perché dobbiamo fare in modo di salvare un'azienda che in passato era controllata da Leonardo, l'ex Finmeccanica, che adesso è socia di minoranza con il 10%, ma è presente anch'essa a Tessera, oltre che in tanti altri siti in Italia, e io mi auguro che tra il governo e Leonardo ci sia l'impegno a garantire i 140 posti di lavoro e poi altrettanti circa di indotto. I dipendenti di Superjet sono soggetti alla cassa integrazione ordinaria senza che si riesca a intravedere nel breve periodo un'inversione di tendenza, considerando anche che il personale è già stato ridotto di circa 60 unità.